Buona domenica, bentrovati ai telespettatori di Telecolor. Nuovo appuntamento dopo la pausa dovuta per la festa di Sant'Agata. Ci siamo fermati un fine settimana proprio per raccontare a Reti Unificate insieme ad Antenna Sicilia la terza festa più importante del mondo. Insomma, che anche lì ci ha regalato qualcosa su cui riflettere e su cui rifletteremo anche oggi, evidentemente. Allora, si ritorna a parlare di attualità, si ritorna a parlare di politica nello specifico. Ci legheremo molto a quello che è successo lo scorso fine settimana con la Chiesa che sembra essersi levata a ammonire un po' la società civile, ma soprattutto la società politica per i comportamenti degli ultimi anni. Allora, siccome si avvicinano anche le amministrative e Catania sarà il comune capoluogo più importante d'Italia che andrà alle urne in primavera, il 28 e 29 maggio, insomma, anche lì c'è grande interesse. Ci sono tante altre città siciliane che insomma, andranno al voto e di questo discuteremo anche di questo aumento delle indennità dei deputati regionali, se era il caso insomma, di adeguare il loro stipendio al costo della vita. 890 euro in più lorde, lo precisiamo, però insomma andranno nelle buste paga dei deputati regionali. A questo si assomma l'aumento delle indennità dei sindaci. Anche qui però il ragionamento deve essere fatto e certamente è un ragionamento diverso, fatto anche questo per legge, quindi insomma non si può tornare indietro. Vi presento gli ospiti e poi ci guardiamo la copertina. Con me in studio la professoressa Ida Nicotra. Buonasera professoressa, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Catania. Buonasera, buonasera a tutti. Un gradito ritorno, ci fa sempre piacere quando torna da noi. Anche perché ragiona in maniera serena, pacata, insomma ci fa capire certi ragionamenti. Ciao Mario Barresi, inviato del Quotidiano della Sicilia. Bentrovati. Il professore Salvandò che non ha bisogno di presentazioni, giurista, politico, ex ministro. Professore, come sta? Sì. Come sta? Tutto bene? Giusto. No, dico tutto bene, sta bene, no? Va bene. Ha seguito insomma anche lei le vicende di questa settimana, insomma che cosa è successo? Ha seguito. In collegamento Massimo Russo, magistrato. Buonasera Russo, buona domenica. Buonasera. Bella barba, lo conoscevamo nelle foto, la pubblicano ancora senza barba, quindi insomma... Abbiamo cambiato fisionomia. Dobbiamo aggiornare gli archivi fotografici dei giornali. Allora lo dico anche a Mario e ai colleghi che presento. Ciao Antonio Condorelli, direttore di Live Sicilia. Ciao Antonio. Buonasera, saluto a tutti quelli che ci ascoltano. E un saluto al collega e amico Giuseppe Pipitone del fattoquotidiano.it. Ciao Giuseppe. Buonasera a tutti. Che hai fatto tu? Anche tu? Look nuovo, hai tagliato il pizzo, avevi i baffi, qualcosa hai fatto? Anche io ho il problema delle foto di repertorio coi baffi, tutte coi baffi, ma... Quindi aggiorniamo anche le foto aggiorniamo anche le foto di Pipitone. Allora vi faccio vedere a tutti la copertina che abbiamo preparato questa settimana, che ci dà il via e ci dà il là ai nostri ragionamenti. Avete sentito in premessa diciamo, gli argomenti di questa puntata. Partiamo proprio dalle parole della Chiesa, da questa tentata moralizzazione della Chiesa alla politica. Guardate che cosa abbiamo ritrovato anche nei nostri archivi di Antenna Sicilia e vedete se poi quando si parla di ricorsi storici non bisogna dare credito alla storia. La copertina. A Catania abbiamo paura di un futuro che impoverisca ancora di più la nostra città. Abbiamo paura, in prossimità delle elezioni di fine maggio e di giugno, di una politica del si è fatto sempre così, di scelte che non siano frutto di condivisione e rinnovamento. Abbiamo paura di una politica che non risolva i problemi della città, ma li complichi con amministratori poco competenti, eterodiretti, con problemi in sospeso in altre aule che non sono quelle comunali e che certo non possono dare esemplarità in una città che ha al suo interno una parte della popolazione agli arresti domiciliari. Tempi urgono e non concedono spazio all'attesa inerte
alla mediocrità timorosa. Nel presente momento storico non ci può essere posto per la pusillanimità o inerzia. Esse infatti non sarebbero segno di saggezza o di ponderazione, ma piuttosto di colpevole omissione. Catania, alzati e rivestiti di luce e di giustizia. E questa era la copertina curata oggi da Gaetano Marano, il nuovo vescovo di Catania, Luigi Renna, e lo avete riconosciuto, il beato Giovanni Paolo II. Nella sua ultima visita a Catania era il 4 novembre 1994, 4 e 5 novembre, una visita di 2 giorni in Sicilia. Con chi ce l'avevano? Allora Papa Giovanni Paolo e oggi il Vescovo di Catania. Parto con i colleghi giornalisti e poi il ragionamento lo estendiamo anche ai tecnici. Mario. Io ho scritto un fondino proprio dal titolo con chi ce l'aveva. Abbiamo pensato tutti, noi in quel momento, ma con chi ce l'ha? Che poi era la domanda che galleggiava tra le prime, le seconde e le terze file della Basilica di Catania. Secondo me non ce l'aveva anche se poi si è aperto il gioco all'indovina chi, ce l'aveva con quello, ce l'aveva con l'altro, non c'era un riferimento ben preciso, non era un tagliafuori per intenderci rispetto a questo, a quel politico, a questa, a quella candidatura. Io l'ho interpretata come cioè il lancio innanzitutto di una Chiesa che si risveglia da un certo torpore, perché diciamoci, negli ultimi anni probabilmente ci eravamo abituati a una Chiesa un po' troppo acquattata, un po' troppo quasi addormentata. Dalla scossa parlando sì, tutti sono stati colpiti dal riferimento ai problemi giudiziari, e quindi lì c'è soltanto l'imbarazzo della scelta, considerando i tanti politici amministratori ed ex impelagati in inchieste e processi. Secondo me però il focus è sbagliato, bisognerebbe inquadrare un'altra parte del discorso. Quando parla di competenza, qui abbiamo il professor che io ho una memoria relativamente corta, tornando indietro negli anni per ragioni anagrafiche, ma se qualcuno mi racconta di consigli comunali di Catania dove si è fatto il confronto con quelli degli ultimi lustri, è la stessa differenza che passa tra l'ONU e l'assemblea di condominio. Io nel mio piccolo ho misurato questo trend discendente di qualità della classe dirigente, per esempio all'assemblea regionale. L'esordio di quest'ultima assemblea, diciamo la media ponderata, senza andare a toccare nessuno in particolare e facendo un discorso complessivo, la media ponderata di quest'ultima assemblea è sicuramente inferiore rispetto alla precedente, e quella precedente era inferiore rispetto a quella di 5 anni prima. Quindi, e qui mi collego al discorso che magari poi affrontiamo subito, ma io butto subito le carte sul tavolo. È molto populista ed è anche pericoloso il tiro al piccione che si fa sulle indennità. Perché a me non fa paura un amministratore che guadagni di più. A me mi piace un amministratore che guadagni anche tanto, perché possibilmente i migliori con delle indennità basse vanno Centriamo a fare dopo altrove. su questo, centriamo dopo, restiamo sul tema della Chiesa. Il binario lo lascerei sulla competenza. Restiamo allora, come si dice, on topic. Giuseppe Pipitone, da un lato e dall'altro della Sicilia è la Chiesa che in questo momento
sta cercando di moralizzare. Queste erano le parole del Vescovo di Catania, ma insomma qualche tempo fa anche Monsignor Lorefice aveva scosso un po' la comunità palermitana. Insomma c'è un movimento, insomma, di una Chiesa, come diceva Mario, che in questo momento si è risvegliata anche dal torpore. Ma al di là della Chiesa il ragionamento va oltre, cioè perché deve essere la Chiesa in questo caso a moralizzare la politica, no? Cioè, è troppo immorale in questo momento. No, non penso che sia particolarmente immorale in questo momento, penso che però nei momenti diciamo più difficili, più difficoltosi, nel bene o nel male, la Chiesa in alcune parti d'Italia, e segnatamente in Sicilia, dove comunque la Chiesa è un'istituzione, spesso è stata anche molto più importante dei palazzi della politica, no? Nel bene e nel male perché? Cioè, noi in Sicilia negli anni 60, negli anni 70 avevamo vescovi e arcivescovi che dicevano la mafia è una marca di formaggini, no? Nei primi anni 90 è arrivato Giovanni Paolo II, no? Prima di quell'intervento a Catania c'è il famoso intervento alla Valle dei Templi, poco dopo le stragi, che dice mafiosi pentitevi, e in un certo senso da un attimo diciamo scandisce le tempistiche. Ricordiamoci che poco dopo quell'intervento personaggi come Caspare e Spatuzza si pensa dal punto di vista religioso. Ecco, la Chiesa che si smarca da quel mondo che sottolinea come non ci sia spazio per quei personaggi dentro la Chiesa è importante. Quindi diciamo io non sono particolarmente stupito, non mi sembra una cosa, anzi sono favorevolmente colpito dall'intervento del Vescovo di Catania da tutti e due punti. Io da questo punto di vista la penso come Mario Barresi, cioè, sì, c'è quella parte chiamiamola giustizialista, no? Chi è che ha pendenze eccetera si faccia da parte, ma che è evidente dal mio punto di vista non è giustizialismo questo, cioè, il problema è quando poi ti metti a fare un incarico delicato come per esempio il sindaco e magari poi nel frattempo ti condannano e la legge Severino prevede, no, che cosa? La sospensione. Stiamo parlando di corda a casa dell'impiccato, perché a Catania negli ultimi 5 anni abbiamo diciamo, sì, è probabile che diciamo, il vescovo si riferisse anche al passato senza criminalizzare e condannare nessuno, però capisco bene che lasciare a metà un mandato è anche una roba abbastanza brutta, quindi sarebbe meglio evitare di candidarsi con dei problemi. Dall'altro punto di vista, la competenza. Io negli ultimi 15 anni ho visto una decadenza totale degli amministratori pubblici in tutto il paese, ovviamente sicuramente particolarmente evidente questa cosa in Sicilia. Parliamo dell'Assemblea Nazionale Siciliana, parliamo della qualità degli assessori, diciamo, non esiste un qualità del politico, però i fatti parlano da soli. Credo che questo, al netto degli stipendi, perché non penso che ci sia qualcuno che dice non lo fa, o meglio, c'è chi magari ha una professione che gli permette di guadagnare molti più soldi di fare politica, quindi non si mette in gioco ed è comprensibile, però io penso che a un certo punto uno bisognerà porsi il problema sul fatto che diciamo, credo 7 under 40 su 10 siciliani non stanno più in Sicilia. Io penso che a un certo punto qualcuno diciamo prima o poi qualcuno se ne dovrà accorgere, no? Cioè, questo... Come? Cioè dico, prima o poi qualcuno se ne accorgerà di questo flusso. Secondo me questo è un problema, perché si continua a parlare di classe dirigente. Io penso che la classe dirigente di domani, in realtà di oggi, sono diciamo più o meno quelli più o meno tra i 45 e i 35, no? Però se tu hai una fascia di popolazione che in gran parte è emigrata, quella sotto non c'è neanche più la piccola percentuale che resta, perché stiamo parlando di questo, secondo me ti devi porre un problema di spopolamento. Cioè, ci sono posti della Sicilia che oggi fra poco non esisteranno più. È tutto, credo che sia tutto collegato, anche la questione della qualità della classe dirigente. Io penso che i sindaci, gli amministratori regionali e i deputati di 40 anni fa, oggi quel tipo di competenze ci sono, ma voglio dire, fanno i dirigenti alla Regione Lombardia. Io parlo della Regione Lombardia perché abito qui ormai da quasi 10 anni, però voglio dire, credo che ci sia un problema sotto quindi il ragionamento è: svegliatevi le coscienze, aprite la mente, aprite gli occhi e guardate quello che sta succedendo, dice, non guardate solo al vostro orticello. Questo è il senso, no, delle parole. Certo, ma questa cosa è clamorosa. Dal mio punto di vista è il problema degli anni 2020 e sarà sempre più evidente a breve, quando inizieranno a mancare davvero i medici, non i medici, finora mancavano diciamo spesso i medici bravi. Ora c'è l'ex assessore Russo che magari mi può a un certo punto
mancheranno proprio le professionalità in Sicilia, secondo me. Allora, Antonio Condorelli, tu sei di Catania, dirigi la Sicilia, insomma è un, come dire, l'hai vissuta diciamo, sulla tua pelle questa riflessione, no? Assolutamente sì, io sono convinto che Renna abbia parlato innanzitutto ai catanesi e questa è una delle cose più importanti, e lo fa guidando una chiesa che è rinnovata e che non è la stessa chiesa in cui si aggirava tranquillamente anche ai piani alti lo zio Pippo Ercolano, e non è neanche la chiesa che aveva sul fercolo della Santa, perché ricordiamolo, siamo a una settimana o poco più dei festeggiamenti, non è neanche la chiesa che aveva al posto del sacerdote un esponente del clan Santa Paola, e non è neanche la chiesa che organizzava con i Mangion le celebrazioni della Santa, gestendo i tempi della festa e affermando una presenza che all'improvviso diventava identità e celebrazione anche di uno status criminale. Che poi tutto questo non abbia avuto dal punto di vista giudiziario una sentenza di condanna sicuramente è servito a far riflettere le persone e apre il dibattito su quello che è il punto dell'incontro di oggi, e cioè l'idoneità dell'azione penale, gli effetti nei confronti della gente e soprattutto la capacità di riflettere. Perché dico che Renna parla ai cittadini? Perché sono i cittadini gli artefici del proprio destino, sono i cittadini che scelgono la classe politica e che, devo dire, li rispecchia degnamente. Questa classe politica attuale che ha governato Catania e che adesso sta anche governando altre latitudini rispecchia perfettamente l'identità della gente, ed è un popolo che molto spesso rinuncia ai propri diritti e ai propri doveri, questo è un tema sul quale tornerò, a me molto caro, per ottenere dei privilegi. E quindi le parole di Renna arrivano in un momento importante in cui una città è letteralmente abbandonata da più di un anno, senza guida, senza visione per il futuro, con una politica che litiga per chi debba essere il successore e con l'incapacità che ha generato questo sistema di produrre un'alternativa o addirittura una persona, perché non è... Allora, fermo lì Antonio, adesso ci torniamo, così possiamo parlare anche agli altri ospiti. Allora, Ida Nicodra, le premesse, diciamo... abbastanza apocalittiche. Abbastanza apocalittiche dei colleghi, insomma... Complessivamente. Che sembrano delle cose che ci diciamo da tempo, sulle quali ragioniamo da tempo, messe in fila fanno abbastanza, no, riflettere, diciamo, fanno rumore. Ma io sono abbastanza d'accordo con quanto ho sentito, nel senso che la Chiesa deve fare la sua parte. C'è una Chiesa rigenerata nel nostro territorio che vuole prendere in mano la situazione e dare una linea. Qual è la linea che dà la Chiesa? Non penso che il Vescovo abbia voluto indicare o riferirsi a qualche persona in particolare, penso piuttosto che abbia parlato alla gente, abbia parlato a tutti coloro che vivono in questa città, ai cittadini, alla classe imprenditoriale, alla classe dei dirigenti pubblici, intendendo con questo termine sia la politica sia il funzionario pubblico di professione. E questo è il grande tema. Perché il grande tema? Perché, come si diceva prima, la città sta soffrendo e soffre perché non si vede un futuro. Non si vede un futuro per il fatto che anche, diciamo, le leggi che la politica non si prende la responsabilità di approvare creano un problema. Allora, io parto da una considerazione. È vero che si dovrebbe evitare nel caso di indagini una candidatura politica, ma è anche vero che i processi hanno 3 gradi di giudizio. Stiamo arrivando piano piano. Ed è anche vero che esiste in Italia, e lo dico chiaramente perché ho sempre pensato questo, che fa, diciamo, a botte con la Costituzione, perché nel momento in cui una legge
impedisce a un amministratore della città, cioè al sindaco o regionale, di continuare il suo mandato, lasciando di fatto una città allo sbando, e quando questa stessa regola non vale per i parlamentari, che dovrebbero avere, diciamo, in linea di principio anche un ruolo più importante, allora mi domando qual è la ragionevolezza di questo sistema. Cosa ha fatto la politica? Ha demandato al referendum, perché nessuno ha avuto il coraggio di prendere una decisione e dire la Severino così non va, o la cambiamo. Si era discusso di un DDL di Fratelli d'Italia, ma poi non se n'è fatto nulla. Questo secondo me è un aspetto fondamentale, e l'altra vicenda che vorrei sottolineare riguarda le persone, perché dobbiamo abituarci a fare il conto con un sistema democratico. Le persone scelgono i politici, ma le persone in prima battuta fanno la città, fanno le istituzioni. Una sola riflessione. Vi sarà capitato di uscire per Catania, di uscire a piedi. Catania è tra le città più sporche d'Italia, se non la più sporca, perché i cittadini... Piano con le primazie. Se non tra tale più sporche, il cittadino, diciamo, io allargherei questo discorso, perché la insomma... carta per terra, getta l'immondizia per terra, pensando che la città non appartiene a nessuno. Allora non è possibile che il vescovo di Catania si sia riferito a tutti noi, ad un comportamento più dignitoso di una città. Le parole sono proprio quelle, diciamo, e la responsabilità, diciamo, nel discorso era molto lungo quello del vescovo, noi abbiamo, come dire, isolato quella parte che diciamo, parla della politica. Ovviamente il vescovo parlava soprattutto alle persone, dicendo siete voi gli artefici, cioè decidete voi il vostro futuro, l'artefice aveva molto ragione in questo, io sono d'accordo con lui. Questo è, però io lo allargherei il ragionamento, diciamo, non resterei su Catania, perché credo che, come diceva Russo, diciamo, qui credo che la situazione non sia... Massimo Russo parlava del record della munnizia che presumo voglia attribuire a Palermo anche. Dico, la situazione non è tanto differente è un bel derby, da una parte, come sempre, da quello una tra Catania e Palermo. all'altra della Sicilia. Allora, Russo, e poi voglio sentire il professore Andò, che, come dire, sempre corsi e ricorsi storici, no, professore? Russo, prego. Allora, il bravo presentatore No, è che so Frassica, all'inizio della trasmissione si è soffermato sulla mia barba, che purtroppo è bianca ed è sintomo di un tempo che passa, perché quando ero sbarbato, anni 90, giovane magistrato, all'epoca ero a Marsala, ricordo una bellissima presa di posizione della Chiesa con uno scritto sulla legalità, che invitava i cittadini all'impegno politico, al perseguimento degli interessi pubblici, alla trasparenza delle istituzioni, alle istituzioni che devono essere rette da persone dal volto pulito. Niente più, niente meno del contenuto del monito che ha lanciato il vostro vescovo, che mi pare non è circoscritto alla diocesi di Catania. Insomma, nulla di nuovo. Sono passati 30 anni, dopo 30 anni riusciamo a catturare i latitanti criminali, e mi sa che rimane latitante non la legalità, ma l'etica pubblica, e non riusciamo a afferrarla, a portarla su un terreno concreto. E ho detto non la legalità perché dobbiamo distinguere sempre, d'altra parte qui abbiamo dei interlocutori di vaglia, perché il voto è l'esercizio più alto della sovranità popolare, e il voto si svolge in un contesto di norme che a loro volta sono espressione della sovranità, perché c'è un Parlamento eletto sulla base di quella sovranità che fa le leggi. Per cui io posso andare a votare per un presidente della regione che è imputato, posso andare a votare per un sindaco che ha addirittura anche un'imputazione, oppure un altro amministratore che ha anche una sentenza che non rientra tra le cause di incandidabilità, e non è che mi scandalizzo, è un sistema legale, tutto funziona e tutto va bene. Quello che manca è l'etica pubblica, quindi ci spostiamo sul terreno della opportunità.
mentre in un altro paese se un ministro si copia la tesi di laurea, se ne accorge dopo tanti anni, lo si invita a dimettere o addirittura avverte la necessità di dimettersi, qui in Italia la soglia dell'indignazione è altissima. Alla fine della fiera sono 30 anni che parliamo esattamente sempre delle stesse cose. Io sono stanco, pensate voi quanti giovani che ci ascoltano che dicono ma insomma è cambiato poco. Lucio, come si fa a passare dalla chiacchiera alla pratica, all'atto, diciamo, come si fa a passare dalla chiacchiera, diciamo, dall'opinione ai fatti concreti? Ma perché se no siamo sempre lì, no? Ci raccontiamo sempre le stesse cose. Ripetiamo sempre le stesse cose e mi sento molto umile perché non ho una risposta, ognuno ha la propria etica, ma non diventa mai un'etica pubblica. Non è che ci si indigna. Io cammino in mezzo alla strada, qui a Palermo, camminare in mezzo alla Munnizza o le strade sfasciate, la gente non è che va a prendere a forconato il sindaco, non quello attuale, magari quello precedente, perché ha conculcato i diritti fondamentali. Cioè, io però non sono, scusi, anche per carattere, diciamo, io non sono così, come dire, in questo senso. Beh, io non sono un pessimista, tant'è che sono rimasto. No, ma perché poi vedo che c'è. Ma perché poi vedo che ci sono anche, come dire, in questo caso ce l'ho qua i colleghi che, diciamo, prendendosi quando va bene qualche insulto, qualche brutto messaggio su WhatsApp, quando va male qualche querela, provano ogni volta a stimolarla questa opinione pubblica. No, con fatti concreti. Ma da laici, prima ancora che della Chiesa, ma ce lo deve venire a dire un vescovo che abbiamo bisogno di persone per bene e competenti che siano messe nelle condizioni e diano il meglio di se stessi nella gestione della cosa pubblica. Cioè, allora, aspetta, facciamo un passo indietro. 1992, vado da Salvandò. Io mi permetto di sottolineare, era uno scritto, non mi ricordo di chi, insomma era la Chiesa che prendeva posizione sul tema della legalità, credo che fosse proprio il 1990. No, vabbè, ma ha fatto vedere il Papa, diciamo, Giovanni Paolo II, che insomma, come dire, no, sintetizza tutte le posizioni in quel determinato periodo storico. Nel 94, ho ricordato Pipitone, c'era anche il bel discorso che ha fatto alla Valle dei Templi contro la mafia, e ce lo ricordiamo. Ma siamo nel 93. Andò. Corsi e ricorsi storici, no? Moralizzazione, insomma anche lì ai tempi si parlava di tangenti, di mazzette, no? Le mani pulite, poi che è successo? È finito così. Ma credo che c'era una differenza sostanziale, c'erano degli elementi di novità rispetto all'analisi che stiamo facendo. Il primo elemento di novità riguardava la qualità della classe politica, ne parlava Barresi, se andiamo a vedere chi c'era in Consiglio Comunale, tutti i partiti. Era un consiglio comunale da questo punto di vista rappresentativo, era rappresentativo sul piano delle professioni, insomma, era il consiglio comunale con Pannella, con Giacomo Leone, con Beretta, con tutta una serie di persone assolutamente riconoscibili anche sul terreno del dibattito civile. C'erano dei problemi poi di governo delle maggioranze. Questo è vero, era molto difficile, ma non c'è dubbio che riconoscersi in quel consiglio comunale tutto sommato diventava un'operazione abbastanza agevole. Nessuno diceva ma chi sono questi? Ed era così ovunque. Come? Ed era così ovunque, diciamo, nelle grandi città. C'era una straordinaria rappresentatività del consiglio comunale. Perché questo? Diciamo la verità, perché c'era chi faceva la selezione. Tutto questo non può nascere dal nulla. Il problema che oggi noi abbiamo di fronte è che questo tipo di processo, chiunque lo faccia, l'arcivescovo o il passante che si interroga sul proprio destino, è un processo sempre contro ignoti. Perché i soggetti politici non erano ignoti, in quanto che c'erano dei soggetti politici istituzionali come i partiti che rispondevano delle scelte fatte. La selezione avveniva attraverso un filtro di quel tipo. Qual è l'elemento sconcertante, per esempio, del totonomi che si fa in questi giorni? Su cosa? Sui candidati. A Catania. A Catania. Stiamo parlando di Catania, perfetto. Vediamo una serie di personaggi che si autocandidano
per i quali è legittimo, come dire, proporre la vecchia battuta catanese, ma questi che film hanno fatto? La verità è che si candidano non in proprio, ma a nome di qualcuno. Cioè, in sostanza, per capire la provenienza e quindi anche il contributo che ciascuno di questi potenziali candidati può dare, bisogna capire chi è il dante causa. In un processo, diciamo la verità, che è stato, ha stravolto le abitudini politiche, di privatizzazione della politica. Io dico sempre che l'unica privatizzazione riuscita in Italia è la privatizzazione del sistema politico. Se tu vuoi che sia stata una privatizzazione del sistema politico, dai rami alti ai rami bassi. Questa privatizzazione che cosa ha comportato? Ha comportato l'impossibilità di misurare la legittimazione delle scelte. Cioè, in sostanza, io normalmente mi devo interrogare per conoscere le qualità di una persona e l'opportunità che si candidi, di chi è, non che cosa è e cosa vuole. Questo a chi appartiene. Ora è chiaro che un processo di privatizzazione così spregiudicato alla fine mette in moto processi distruttivi delle idee, delle appartenenze politiche, della responsabilità, della legittimazione. E allora bisogna cominciare da lì. Io credo che l'arcivescovo, infatti l'ha detto forse Ida o Baresi, non si sia rivolto a nessuno in particolare. Ha fatto un ragionamento che riguarda la società politica, ma riguarda anche la società civile. E diciamo la verità, da questo punto di vista la società civile non è più esigente. Non è più esigente. Al punto che di fronte a alcuni fatti accertati dalla magistratura cominciano a dire certo con questa magistratura non si può più andare avanti, non si può più amministrare. Allora, professore, interessanti ragionamenti, lo riprenderemo. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi insomma qualche nome lo possiamo fare, perché insomma non è che siamo che qui a, come dire, non siamo certamente preti o vescovi, insomma noi non parliamo a tutti, ma cerchiamo così di restringere anche il campo, lo facciamo con i colleghi, insomma, subito dopo la pubblicità. Riprendiamo la nostra trasmissione. Oggi stiamo parlando insomma di quello che insomma ci racconta la società civile in merito ai temi della giustizia, in merito ai temi della candidabilità, della presentabilità, della moralizzazione della politica, anche riprendendo le parole della Chiesa, in particolare del Vescovo di Catania, che recentemente, come dire, si è rivolto alla classe dirigente con parole abbastanza dure. Ma non è solo questo, insomma, la professoressa Ida Nicotra poc'anzi ha toccato anche uno dei temi che è, come dire, uno dei temi dirimenti della narrazione politica, almeno degli ultimi 30 anni, e guardo i colleghi Condorelli, Pipitone, Mario Barresi, cioè che approccio bisogna avere alla politica quando è associata alle indagini? Cioè un indagato è lasciatemi il termine, già un farabutto, o diciamo la nostra Costituzione in qualche modo prevede che fino al terzo grado di giudizio bisogna garantirgli insomma la presunzione di innocenza, perché poi è su questo che diciamo da molti anni si basa il racconto politico, no? Come dire, si mette si dà il via o no, o comunque ci si interroga su questo o su quel nome in base anche ai processi, diciamo, di giustizia che ha in corso. E su questo, diciamo, è stato fatto anche un esempio, no? Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, condannato in primo grado a 4 anni e 3 mesi per peculato, da lì nasce la sospensione, fino al terzo grado di giudizio, professoressa, ovviamente è innocente, no? Vedremo cosa succederà. Ma guardi, io... Cioè la domanda è giustizialisti o garantisti? Cioè come bisogna porsi? Allora, dovremmo secondo me distinguere i due piani, il piano della legittimità, no? E il piano dell'etica pubblica o dell'opportunità. E questo certamente è vero, però riflettiamo su un punto: probabilmente quando i costituenti hanno scritto quelle norme di non colpevolezza fino all'ultimo grado di giudizio, quindi con sentenza definitiva, si riferivano o immaginavano una giustizia oltre che giusta, veloce, breve, perché tutti abbiamo il diritto
diritto di conoscere immediatamente, il prima possibile, il verdetto sulla nostra vita, perché si sospendono le vite individuali e le vite collettive sulla base di processi che durano anni e anni. I processi sono stati una costante del nostro sistema giuridico. Questo tema siete è un tutti tema aperti, e lo dico anche agli fondamentale. ospiti in collegamento, potete intervenire quando Quindi volete, potete anche dialogare tra di voi. Il tempo ragionevole del processo va strettamente collegato poi con la scelta rispetto a un candidato, con la sua vita politica e non solo. Leggevo qualche giorno fa sul giornale che un presidente di un consiglio comunale, non mi ricordo di quale paese, italiano, ha fatto dei cartelli giganti in cui ha detto: sono stato assolto, dopo 10 anni potete di nuovo rivolgermi il saluto. Quindi un fatto eclatante per dire che questa persona ha aspettato 10 anni per ritrovare non c'è la sua bisogno di andare tanto lontano verso Sessa Nicotra, qui c'è il nome di Raffaele Lombardo, credo di non dire niente di segreto, insomma sta aspettando il ricorso, ma insomma è stato assolto e dalle accuse. Quanti anni è stato Russo appeso alla giustizia, Lombardo? 11. 11 anni, io ricordo che arrivò con il fulmine l'avviso di garanzia e poi l'imputazione coatta, attenzione, non la richiesta di rinvio giudizio, ma un giudice che dopo 2 o 3 archiviazioni ritenne addirittura che ci fossero i presupposti per celebrare un giudizio per un reato complicato come il 110-416 bis, e credo che sia l'unico caso in Italia in cui il GIP fa una valutazione difforme da una procura che per 2 o 3 volte aveva chiesto l'archiviazione su un reato così complesso e complicato. E qui io mi riaggancio a quello che dice il giudice Russo, perché in realtà nella Costituzione c'era un valore fondamentale che era quello di dividere assolutamente la politica dalla magistratura, rendendo indipendenti questi 2 poteri dello Stato, perché c'era l'articolo 68 con l'autorizzazione a procedere, che è stato eliminato proprio ai tempi di Mani Pulite, e quella norma ha spendolato il sistema e ha avuto, come dire, delle refluenze anche su tutto il contesto che arrivano fino ai nostri giorni. È questo uno dei temi trascurati che dovrebbe essere poi voglio sentire Giuseppe Pipitone, che so che in qualche modo ha delle idee. Prego. Negli anni della paura, sono gli anni di Tangentopoli, gli anni in cui si faceva tutta l'erba un fascio, si è cercato di guadagnare la legittimazione perduta, no? Sospendendo, annullando tutta una serie di garanzie, i cui risultati poi sono proprio quelli che dice Ida. Cioè in sostanza si pensava di regolare i conti col paese facendo la faccia feroce. Però dietro quelle garanzie, a mio giudizio, c'era un bilanciamento dei poteri che una volta stravolto non si è più potuto riaggiustare. Non tiene più. Questo è il grande problema che abbiamo. E con quale risultato? Che io sento parlare spesso di garantismo a sproposito. Cioè una cosa che dovremmo avere chiaro tutti è che il garantista non è uno che difende i delitti, ma è uno che difende i diritti. E invece sta passando nell'opinione generale che è garantista una persona che per partito preso, se c'è un'inchiesta che riguarda la politica, comincia a spiegare che si tratta però di un'inchiesta sospetta perché in un certo senso si tratta di giustizia e orologeria. E come dire, questi opposti estremismi che non ci consentono poi di poter fare il punto sulla crisi della giustizia. Non si può dire il principio che tutte le volte in cui c'è un politico che viene toccato, lì c'è il sospetto di una persecuzione. Quantomeno cerchiamo di mettere insieme tutta una serie di elementi di conoscenza che ci facciano parlare a ragion veduta. Invece oggi la reazione qual è? È quella che vediamo tutti. Un tempo si diceva, c'è un processo, la persona in cui si diceva io ho fiducia nella giustizia. Oggi c'è l'idea opposta. Io, siccome c'è un processo, ma faccio anche attività politica, per definizione dico di essere un perseguitato politico. Ora io credo che tra questi 2 estremismi, a mio giudizio, bisogna, a mio giudizio, fare chiarezza e fornire all'opinione pubblica degli orientamenti che ci consentono di capire se c'è un questo problema. è un tema delicatissimo, lei lo sa, perché adesso io faccio vedere delle grafiche. Sì, Russo, le do la parola, tra un po' faccio vedere delle grafiche con dei nomi, lei ha fatto dei nomi, totonomi, di una serie di nomi, 7-8 nomi che girano per il sindaco di Catania. Diciamo,
quasi tutti hanno, come dire, qualcosa in corso, un'indagine, un processo, eccetera. Quindi su questo tema bisogna essere, con i nostri telespettatori, prima di tutto, quanto più chiari possibile, perché insomma, ne va della credibilità, insomma, intanto di chi parla, ma soprattutto poi della credibilità di chi si presenta poi agli occhi degli elettori. Russo e poi Pipitone e poi Condorelli. Bisogna fare Sono chiarezza perfettamente anche sul piano d'accordo dei che giornali. uno dei temi nodali è la durata del processo, perché non è ammissibile che un imputato non sappia se è colpevole oppure innocente se non dopo 10 anni, 11 anni o 12 anni. Questa è la fine della giustizia. Però anche qui mi dispiace dirlo, ma in questi 30 anni vissuti in prima istanza sul terreno, in presa diretta con i problemi, si sono succedute riforme su riforme, tutte finalizzate a ridurre i tempi dei processi, ma il risultato non è stato mai conseguito. Addirittura abbiamo costituzionalizzato la giusta durata del processo. Ma questo è un tema serissimo. L'altro tema è anche legato a, qui chiamo i giornalisti che adesso prenderanno la parola, al fatto che l'attenzione scivolata sulla fase delle indagini, è stata centrata sulla fase delle indagini e quasi mai con la stessa evidenza quantomeno sulla prima sentenza, ancorché non irrevocabile, con la conseguenza che quell'opera di mascariamento parte già con l'avviso di garanzia ed è difficile poi ridurla o ricomporla nonostante arrivi magari una sentenza che smentisce le indagini e il capo di imputazione iniziale. Questo è un tema serio con il quale però ci confrontiamo da anni. Io oggi sono così un po' pessimista perché quei nodi non sono stati ancora risolti. Russo, sa qual è il problema però? Sa qual è il problema? È vero che ci confrontiamo da anni con questo tema. Il problema però, che secondo me poi non è un problema se affrontato nel modo giusto, sono i tempi, diciamo, non intesi nei tempi della giustizia, proprio i tempi che viviamo. Oggi, quando diciamo, ci si scaglia contro uno che ha ricevuto un avviso di garanzia, come dire, definendolo già colpevole, questa storia resta online ed è difficilissima poi cancellarla. Certo. E ritornare su questa... Ci sono dei meccanismi, insomma, che raccontano poi una storia... Per notizie che poi sono infondate. Esatto, quindi insomma su questo è chiaro che la riflessione serve. Giuseppe e Antonio Condorelli. Ma l'argomento, diciamo, tutti gli interventi che ho sentito finora sono in percentuale più o meno tutti condivisibili. Il problema è che, diciamo, sembra quasi che lo scontro tra giustizia e politica sia nato, diciamo, per caso e sia stato amplificato da Tangentopoli in poi, diciamo, sembra quasi a volte anche dai giornali. C'è un convitato di pietra in tutta questa discussione, bisogna fare i nomi e i cognomi. Il convitato di pietra in tutta questa discussione, cioè della discussione del conflitto politica e giustizia, ha un nome e un cognome ed è Silvio Berlusconi. Perché il problema vero è che nel 1994 Silvio Berlusconi vince le elezioni, da lì in poi sarà il leader di un centrodestra che inasprirà sempre di più il conflitto con la magistratura, però perché non è solo una questione di garantisti e giustizialisti, che sono due termini entrambi, che garantista dovremmo essere tutti perché la Costituzione è garantista, fino a sentenza definitiva uno è innocente. Altra cosa ovviamente è se un soggetto sul quale ci sono dei sospetti, delle accuse tutte da dimostrare, per carità, deve occuparsi della cosa pubblica. Quello è il problema principale. Cioè, se uno fa il suo lavoro privato e sei accusato di qualsiasi cosa, però evita, diciamo, di occuparsi della mia pensione, per fare capire, della mia sanità, no? del bene pubblico, il problema non si vorrebbe. Il problema si pone proprio quando c'è questo conflitto. Il conflitto grandissimo degli ultimi 30 anni qual è? Il Presidente del Consiglio che ha dei processi per ipotesi di reato gravi o meno gravi, e per evitare che quei processi vadano a condanna qualunque esso sia, utilizza il potere di fare riforme pro domo sua, voglio dire. Sono 30 anni di storia italiana, no? Da lì in poi noi sappiamo che ogni governo ha cercato di fare una sua riforma della giustizia. Io oggi credo che nei tribunali siano abbastanza confusi, cioè il dottore Russo ci può forse confermare questa cosa qui, perché abbiamo una riforma Cartabia entrata in vigore
voglio dire, non sono io che lo dico, lo dicono le stesse persone che chiedono giustizia. Roma Cartabia ha fatto un guazzabuglio per una serie di motivi e ora c'è un nuovo ministro della giustizia, si chiama Nordio, che intende modificare la Cartabia e fare poi una riforma sua. Io penso che così non si va da nessuna parte. Parlavamo, no, della certezza della pena, del tempo della giustizia, è veramente una cosa scandalosa. In Italia abbiamo i processi più lunghi ed è una cosa veramente, più lungo il processo e più lunga, la penso così, più lunga la pena per l'imputato. Ma attenzione, anche per le vittime, per chi chiede giustizia, se un processo dura 10, 15, 20 anni, ovviamente non avrà mai quella giustizia che chiede. Per risolvere questo problema... Ormai c'è anche, Giuseppe, la via della prescrizione, no? Come via d'uscita, perché insomma si punta anche ormai molto su quella, no? Io penso che per 20 anni ci siamo accapigliati sulla questione della prescrizione, prescritto che non è assolto ma non è neanche condannato, ok. Attualmente c'è una nuova figura che è l'improcedibile, cioè un soggetto che in appello, l'appello non si conclude in tempo, via, il processo muore, ma il soggetto rimane né colpevole né innocente. Cioè, voglio dire, di che cosa stiamo parlando? Mi sembra che ci sia un problema anche lì, di classe dirigente. C'è un problema di classe dirigente. Un governo tecnico come il governo Draghi, con una ex presidente della Consulta, quindi in teoria una competentissima in materia di diritto, ha fatto una riforma della giustizia che ha dei buchi clamorosi. Ripeto, non lo dico io, lo dicono decine e decine di procure e tribunali che sono stati recentemente, avrete letto ovunque, da Trento a Trapani, costretti a mettere in libertà magari ladri di appartamento perché mancava la famosa querela di parte. Io penso che sia un problema enorme, già ne avevamo di problemi sulla giustizia, si moltiplicano invece di risolverli. Pondorelli e poi Mario. Ma noi dobbiamo sgombrare il campo da un dubbio che non può esserci, e cioè che il sistema processual penalistico attuale non è idoneo né a prevenire la commissione dei reati, né ad assicurare la funzione retributiva della pena, né ad assicurare la rieducazione del condannato. E quindi se noi isoliamo per un attimo quello che avviene nelle aule di giustizia da tutto il resto, non possiamo evitare che si possa perlomeno discutere di quello che succede, si tratta di un fatto del quale noi giornalisti soprattutto abbiamo il dovere di farlo. Noi abbiamo il dovere di informare i cittadini e il compito più difficile che noi abbiamo però è di farlo in modo equilibrato, e su questa cosa noi ci scontriamo ogni giorno con noi stessi e sbagliamo anche, a partire da me. Però ecco, abbiamo un compito che è quello di far capire e di comunicare alle persone che la valutazione che si fa su una persona non può essere fatta esclusivamente sulla base di quello che sarà l'esito di una sentenza, perché se qualcuno utilizza i soldi pubblici per sistemare lo studio di famiglia, o se qualcuno organizza la campagna elettorale col boss o col capo mafia, o se qualcuno è in grado di gestire 30.000 richieste di raccomandazione, stabilendo come si debbano fare i trapianti di reni e di fegato, come si debbano chi debba superare l'esame di avvocato, chi debba essere iscritto in una determinata classe di un istituto. Ora, tutto questo può anche non essere rilevante penalmente, ma è un fatto. E allora su questi fatti le persone hanno la libertà e la possibilità di formare la propria opinione. Diverso è l'abuso, perché in Italia noi lo sappiamo che l'informazione ha una tendenza sia a destra che anche a sinistra. In questo consentitemi di dire che Fatto Quotidiano rappresenta un valore aggiunto, e aggiungo anche che il vantaggio, il contraltare della medaglia è che c'è il pluralismo dell'informazione, quindi che ben venga che ci siano anche opinioni differenti che ricostruiscono i fatti. L'elemento fondamentale è quello che le persone abbiano la capacità e la voglia di formare una propria opinione, perché è questo che non avviene. Alcune volte poi facciamo un discorso di giornalisti, addetti ai lavori, analisti. Non è che questo tipo di ragionamenti in questo ci sopravvalutiamo? Mi spiego meglio. Campagna elettorale di Palermo, 2 arresti praticamente nei giorni quasi a urne aperte, una enorme campagna anche nazionale, perché Palermo era in quel momento una delle città più importanti al voto.
vince la galla, che era il candidato legato ai due personaggi arrestati, per cui si era aperta una questione morale, anche tirando fuori i rapporti con Cuffaro, che ha scontato una condanna per favoreggiamento aggravato alla mafia, o diciamo il ruolo di regista di Dell'Utri, che ha avuto altri problemi con la giustizia per mafia. Finiscono le amministrative di Palermo, cominciano le regionali. Anche lì, che hanno un precedente. Vi ricordate la lista degli impresentabili con cui si giocò la campagna elettorale del 2017 contro Musumeci da un Cancelleri che era testa a testa? Sappiamo come è andata a finire. Sappiamo come è andata a finire anche il risultato delle elezioni regionali, in cui pure Renato Schifani, che tra l'altro si innervosisce piuttosto quando qualcuno gli ricorda che è imputato nel cosiddetto maxi processo montante, e lo era da prima. Lui aveva chiesto pure, come Castiglione, l'abbreviato, poi per tutta una lotteria di udienze preliminari è finito in un troncone unificato che non si sa nemmeno quando avrà conclusione. Tutto questo per dire che cosa? Alla fine, probabilmente tutti questi discorsi, visti i risultati, infatti, non so fino a che punto riescano a condizionare il voto dei cittadini. Ora, questo è il punto. Estremizzando, ci sono i super snob direbbero: allora facciamo il voto soltanto a chi supera un QI particolare. È chiaro che non è così, è chiaro che votano tutti, ed è chiaro che probabilmente questo tipo di discorso non fa breccia. Magari Giuseppe Conte alla Vucciria o alla Pescheria, il papà del reddito di cittadinanza, per una certa parte politica può essere una cosa. Allora, quindi avviso ai naviganti, visti i risultati su Palermo, sulle regionali precedenti, la questione morale calata come arma anche sulle amministrative di Catania, a maggior ragione penso che non funzionerà. Pipitone, Condorelli, Russo, professoressa Nicota, morale. Avete l'imbarazzo? Qui c'è stato alle ultime regionali per la prima volta il caso degli impresentabili è scoppiato dentro il centro-sinistra. Non dimentichiamoci cosa accadde con Nello Musumeci candidato, l'elenco degli impresentabili. Vi ricordate Pellegrino? Ancora oggi io strascichi giudiziari, ho vinto circa 4 processi, ho vinto anche in sede civile, ne ho vinti 2 in sede penale, lui fu intercettato, eccetera eccetera. E stavolta scoppiò col centro-sinistra. Però dobbiamo dire anche che ci sono fatti e fatti, non basta la notizia di un avviso di garanzia, dobbiamo capire anche a che punto è il processo, se c'è, per un imputato, e dobbiamo capire di che tipo di avviso di garanzia si tratta, perché una cosa è essere imparentato con un soggetto condannato per associazione mafiosa ed avere relazioni pericolose e magari ipotizzare che anche se tu per questo non sei indagato possa essere un impresentabile. Una cosa invece è avere un abuso d'ufficio, un falso. Sì, sono dei reati che fanno riflettere, ma non affidiamo all'avviso sia il potere di distruggere una persona. Cioè noi stessi giornalisti dobbiamo essere consapevoli anche quelli che sono i fatti che andiamo a raccontare. Quali sono i fatti che andiamo a raccontare? Andiamo a analizzare i fatti. Allora, ogni avviso a garanzia, io ho 18 processi, ho preso io dirigendo il mensile S, ne ho presi più io che Raffaele Lombardo, avviso di garanzia. Ho avuto imputazioni coatte, ho avuto decreti penali di condanne, sono tutti vinti questi processi. Ho avuto anche articoli che sono stati dedicati alla mia persona, hanno fatto bene a farli, raramente ho visto gli stessi articoli che parlano delle assoluzioni, ci sono stati post sponsorizzati nei miei confronti, dico, fa tutto parte della normalità. Però se noi affidiamo all'avviso di garanzia il valore che è giusto che abbia, e devo dire che ci vogliono anche anni nei confronti di un giornalista per assumere questa consapevolezza e per mitigare la forza. Stringi, perché dobbiamo andare in pubblicità. Semplicemente è questo, che i cittadini devono riflettere a prescindere anche dall'avviso di garanzia, e la politica deve fare la politica, la magistratura deve fare la magistratura, e i cittadini quando vanno a votare dovrebbero essere liberi di farlo, ma non lo sono. Pubblicità, poi gli altri commenti.
Rientriamo in diretta alle nostre trasmissioni di oggi. Il punto, ci stiamo occupando insomma di indagini, politica, giustizia e prossime scadenze elettorali, ripartendo appunto da quanto è stato detto dalla Chiesa in questi ultimi giorni. Nel ragionamento mi ero fermato, devo dare la parola a Giuseppe Pipitone, Massimo Russo e allora, ripartendo dal ragionamento che facevano gli ospiti prima, insomma, riportando a terra tutte queste considerazioni, Giuseppe. Ma allora, si è parlato di questione morale, la questione morale usata come manganello in campagna elettorale. I recenti esempi, ma anche quelli meno recenti, dimostrano che la questione morale usata come manganello in campagna elettorale non funziona o addirittura può diventare un boomerang. 7 mesi fa Marcello Dell'Utri condannato in via definitiva, quindi vogliamo sgombrare il campo da giustizialismo, garantismo, presunzione di innocenza? No, condannato in via definitiva per concorso esterno a Cosa Nostra. Ha scontato una condanna a 7 anni, ne ha scontati 5 spicci, però comunque l'ha scontata tutta. Quindi Marcello Dell'Utri punta a un certo punto a Palermo, all'Hotel delle Palme, quindi scenografia anche abbastanza evocativa, e dice che secondo lui il candidato migliore per fare il sindaco a Palermo è Roberto La Galla. All'epoca c'erano 8 o 9 candidati in campo, di cui 4 o 5 per il centrodestra. La Galla era uno dei tanti, che non aveva in quel momento neanche l'appoggio dei partiti più grandi del centrodestra, no? Dell'Utri dice questa cosa qui. Gianfranco Miccichè dice, scusatemi, uso il francesismo, credo che sia già l'orario, se non lo può permettere, è una citazione, dice: mi dispiace per Dell'Utri, ormai non conta più un cazzo, La Galla non è buono per fare il sindaco, mi pare che lui all'epoca appoggiasse Francesco Caccio. Niente, sapete la storia com'è andata, sapete che alla fine a destra di candidati ne rimane uno, cioè quello che diceva Dell'Utri e non quello che diceva Miccichè. 7 mesi dopo La Galla è sindaco plenipotenziario di Palermo. Miccichè mi risulta che sia essenzialmente l'unico esponente del gruppo misto, nonostante sia ancora il commissario di Forza Italia, però Forza Italia il suo partito non lo comanda più, quindi alla fine, voglio dire, Dell'Utri mi sa che aveva parecchio ragione e Miccichè nel suo virgolettato di non conta più un cazzo, no, evidentemente si sbagliava, visto e considerato che nel frattempo lo stesso Dell'Utri ha avuto un ruolo probabile, non lo so, sicuramente sì, siamo dentro al partito di Arcore, no? Quindi Schifani, l'attuale governatore, viene da quel partito, viene dalla stessa città più o meno, che sono entrambi palermitani, fa il governatore dopo un'archiviazione esterno con delle motivazioni su cui non entrerò nel dettaglio, se no facciamo notte fonda, però fa il governatore con un processo in corso che sicuramente Schifani, io sono sicuro, anzi mi sarei stupito per una condanna, però sicuramente è innocente, però è sotto processo, e se poi per caso, per sbaglio, il giudice di Caltanissetta non ha la mia stessa convinzione e la convinzione del collega Mario Barresi sull'innocenza sicura di Schifani e lo condanna, come si fa con un governatore, sì, condannato solo in primo grado, ma per un reato delicato, che pare sia la violazione di segreto, no? A carico il sistema montante, anche lì non entriamo nel dettaglio, se no si fa notte, però il sistema montante essenzialmente ha terremotato un pezzo del potere regionale siciliano negli ultimi anni, no? Negli ultimi 10 anni più o meno, anche di più forse. Quindi come si fa poi a rimanere governatore e a dire ogni giorno facciamo i termovalorizzatori, senza che una parte politica dice questo vuole fare i termovalorizzatori perché Quindi il problema è sicuramente non è una questione morale, dai cittadini a Palermo, a Catania, a Milano non gliene fotte niente della questione morale, ai cittadini gliene fotte monnezza, giustamente, per carità, acqua corrente e strade pulite, cose che tra l'altro mi risulta che manchino in questo momento sia a Palermo che a Catania, però vabbè, questo è un altro paio di maniche. Quindi la questione morale utilizzata in politica non funziona. C'è un problema di opportunità, abbiamo citato poco fa l'ex sindaco di Catania, che sarà sicuramente un galantuomo al di sopra di ogni sospetto, però ha lasciato a metà quello che doveva essere. Credo che senza questo infortunio giudiziario Pogliese veniva addirittura rieletto, mi risulta, dagli indici di gradimento popolare che aveva, no? E invece no, quindi io mi chiedo, ma perché continuano? Mettiti da parte, aspetta, ci vogliono 10 anni, mi dispiace, per colpa vostra che non avete fatto una riforma della giustizia che accelera i tempi negli ultimi 30 anni, anzi avete fatto riforme della giustizia che allungano i tempi, questo è un fatto.
Le riforme della giustizia non le fanno né i magistrati e manco i giornalisti, le fanno gli stessi politici che si lamentano ogni volta che finiscono sotto inchiesta che i processi durano tantissimo. Le fanno loro sono i legislatori, loro stanno in Parlamento, loro potrebbero intervenire se solo volessero. Non è mai successo. Quindi semplicemente questo. Russo. Cos'è? Un ba esistenziale. Traduciamo questo ba. Un ba esistenziale. Sono temi complessissimi, difficili. Mettiamoli in ordine, affrontiamoli razionalmente. E a terra li dobbiamo mettere, non in ordinaria. Li vorrei mettere in ordine a terra, perché domani qui comincia la campagna elettorale. Atterrissimo. Allora, Dell'Utri dà delle indicazioni. Siccome non li dà con il metodo mafioso, perché dice votate Tizio, votate Sempronio, e quindi non c'è una coazione, una coartazione della volontà popolare, almeno questo non è stata evidenziata, e alla fine dobbiamo rispettare il responso delle urne, cioè l'esercizio della sovranità popolare. La gente ha seguito la sua indicazione, la gente ha votato e si è espressa. Che poi l'abbia fatto seguendo Dell'Utri oppure perché voleva votare quel candidato su cui Dell'Utri aveva dato delle indicazioni, ognuno fa le sue valutazioni. Il dato è che è il cittadino che vota. Semmai dobbiamo dire, e questo non è emerso nella discussione, che negli ultimi 20 anni prima andava a votare l'80%, poi il 70%, poi il 60%, adesso ci va la metà degli elettori. E questo è un punto di riflessione molto importante. Se va bene, dicono da studio. Perché se va bene, dicono da studio. Su questo dobbiamo ragionare, perché poi coloro che si propongono alle elezioni hanno tutto l'interesse, a mio avviso, o almeno questi che si propongono, come diceva bene Andò, sono questi i singoli che si propongono. Perché in quell'elenco che ho visto prima non è che c'è il partito A, B, C, D, c'è il singolo, perché ormai il liderismo ha portato a questo. Io lo ribadisco, però quello non era un elenco, diciamo, di condanne, cioè, era un elenco, diciamo, dei nomi che sono usciti, diciamo, lo so Russo, lo dico per precisione, perché non vorremmo essere poi noi oggetto in qualche modo. Erano i nomi più comuni che sono usciti. Ma ormai da 20 anni c'è il partito D, il partito D, non è che c'è il partito che esprime Tizio, Caio, Sempronio, Filano e Martino. Non c'è un'assunzione di responsabilità politica, perché se c'è un gruppo che mette in campo il Russo, che è un delinquente, si assume la responsabilità politica nei confronti degli elettori. Ma se ormai si parla soltanto del singolo, evidentemente tutto questo in una logica di un cambiamento radicale della politica. Adesso c'è l'ipocrisia, la persona viene sospesa dal partito che se ne lava le mani, sono fatti suoi. Non essendoci un rapporto, come dicevo poco fa, di Andò. Però riflettiamo volevo concludere il discorso su questo dato che a mio avviso è molto importante, perché la percentuale, la metà di quel 50% che si assottiglia sempre più, che va a votare, praticamente gestisce la comunità. C'è un 50% che ormai non va più a votare perché non ci crede più. Allora, io vorrei ritornare, però, visto che è l'ultima parte della nostra trasmissione. E allora ben venga l'appello del Vescovo all'impegno politico, a recuperare il senso della condivisione, della partecipazione. Su questo dobbiamo puntare, su una leva sociale, culturale, perché se noi ci accapigliamo ancora a parlare di politica, di magistratura, di processi, di mascariamenti con l'avviso di garanzia, sulla giustizia o non giustizia, o la correttezza o meno delle indagini, noi non troveremo mai il bandolo della matassa. Ecco. Allora, Russo, un attimo, perché parliamo esattamente delle stesse cose. Volevo tornare però a una riflessione che faceva prima Antonio Condorelli. Diciamo, guardiamocele anche queste, quando si parla, insomma, di politica e giustizia, guardiamocele anche le accuse rivolte ai politici.
Qui faccio un passo indietro, diciamo, sui sindaci, perché come sapete i sindaci sono quelli più esposti, vivono sul territorio, è molto facile per un sindaco prendere una denuncia, la più comune è quella per abuso d'ufficio, e poi lì si entra nel grande calderone, quel sindaco è indagato, eccetera, eccetera. Su questo, diciamo, farei anche una riflessione e la legherei, diciamo, a uno dei temi che abbiamo sollevato all'inizio della nostra trasmissione, no? Cioè anche questa percezione della casta intesa come classe politica. Si è parlato in questa settimana degli aumenti agli stipendi dei sindaci, si è parlato in questa settimana anche degli aumenti ai deputati regionali siciliani. I primi percepiscono uno stipendio, i deputati regionali siciliani della regione siciliana percepiscono una indennità. Allora anche qui no, diciamo, mettere tutto assieme nello stesso calderone credo non sia corretto. Mario, su questa storia facevi tu prima, tu anche lì, diciamo, sei andato al ragionamento aulico, no? Però un'idea proprio probabilmente molto fuori dal coro. Ti ripeto, io non mi scandalizzo se un bravo amministratore prende un'indennità alta, mi scandalizzo quando vedo per lavoro le 19 ore di diretta dell'ARS e percepisco la qualità antropologica, lessicale, politica di chi ci rappresenta, a prescindere da ma anche quanto lì però è la motivazione. Sulla storia no? dell'Istat c'è una bufala immensa, cioè non c'è stato un aumento voluto era un aumento automatico che per una legge del 2014 che era dello 0, fino all'anno scorso. Quest'anno, essendoci stato un tasso di inflazione un po' più alto, si è visto. E qui è una questione di opportunità. Io ho fatto un pezzo di ricostruzione, l'abbiamo chiamato il VAR dell'ARS. Qualcuno si poteva accorgere di questa cosa prima, e quest'anno, per una questione di opportunità, visto quello che stava succedendo, poteva decidere di sospendere questo automatismo. Non è stato così, ma non cambia. Ma non è un termometro, diciamo, di qualcosa. Posso dire una cosa su questo? Cioè, anche nella percezione. Prego, siete tutti aperti. È un termometro del fatto che sbagliamo inquadratura. Cioè, abbiamo mai analizzato con la stessa attenzione con cui si spulciano le buste paga, giuste, basse, esagerate, adeguate, l'attività parlamentare di chi abbiamo eletto? Cioè, sappiamo cosa eppure internet e la trasparenza dei siti delle pubbliche assemblee ce lo permettono. Guardiamo se l'onorevole Ciliberti ha fatto un'interrogazione firmata come sesto firmatario e poi niente, ha preso la parola 3 volte in 5 anni. A me scandalizza molto più di questo, ma possibilmente è perché sono fatto L'onorevole Ciliberti lavorerebbe. L'onorevole Ciliberti lavorerebbe. Sarebbe primo firmatario, tante cose. Proprio riagganciarmi a quanto diceva Barresi, il tema degli stipendi e degli emolumenti dei politici è un tema che va ricollegato a quanto diceva prima Salvo Andò. Cioè, nel momento in cui negli anni 80 e 90 avevamo un consiglio comunale di Catania rappresentato ad altissimi livelli, con persone che erano professioniste, che capivano di politica ma anche di gestione del territorio, noi ci dovremmo chiedere come mai, per metterla a terra, come dice Luca Ciliberti, come mai oggi tutto questo non avviene più? E la politica è un fatto, diciamo, di professione solo di alcuni. Le elezioni amministrative sono un concorsone questo è il grande a tempo tema. determinato per posti che durano 5 anni. La politica è un'attività nel bene della collettività e quindi andrebbe retribuita, perché un professionista che deve lasciare il suo studio, che deve lasciare la sua attività per fare il consigliere comunale,
ci pensa 20 volte, per un problema economico e di retribuzione, ma ci pensa anche perché c'è un tema che ancora qui non è stato... Di che stiamo parlando? Scusi, professoressa Nicotto, no, perché abbiamo messo, abbiamo fatto il distinguo apposta tra... fammi finire, non è stato toccato un altro tema, il tema della burocrazia. Quando un politico ha degli atti da firmare, deve avere accanto una buona classe dirigente. E qui c'è l'altro tema. La paura della firma o la fuga della firma, cioè rischiare poi in prima persona la propria onorabilità per un abuso d'ufficio, per una pratica che è stata istruita male, che è stata decisa peggio, poi evidentemente la politica si richiude nel ma che suo cosa rischia il deputato regionale? Cioè qua parliamo il deputato regionale, io guardo i colleghi, però non prendiamoci in giro, non facciamo quelli. Sono 1.000 euro, uno stipendio, diciamo, è uno stipendio. Io parlo dei consigli comunali. Dei consigli comunali, io ho fatto il distinguo prima, cioè i sindaci e i consigli comunali hanno delle responsabilità, rischiano in prima persona. Non credo che le altre classi politiche in qualche modo rischiano così tanto quanto rischia un sindaco. E su questa storia degli aumenti sono stati messi volutamente nello stesso calderone per creare un po' di populismo. No, ma io non dicevo questo. Io dicevo un'altra cosa, stavo parlando della responsabilità dei collaboratori. Ecco, questo è un altro punto dolens, perché la verità è che se tutto è voto di scambio, anche i cosiddetti ausili tecnici entrano nello scambio politico. Quindi spesso sono persone senza arte né parte che vengono qualificati tecnici. È chiaro? E allora Condorelli Russo, il sindaco del piccolo paese guadagna una cifra talmente irrisoria che non lascia di fare l'ingegnere, il medico, l'avvocato per fare il sindaco. È ovvio questo. Aspetta, chi parla? Io non capisco che sta parlando. Se non è una professoressa universitaria che lascerebbe la cattedra per fare la candidata sindaca a Catania? La risposta è no. La risposta è no. Vabbè, ok, ci siamo tolti un pensiero. Una meno. Barresi ci prova sempre. Una meno. Condorelli, stavi parlando tu. Vorrei dire che se noi ci limitiamo all'analisi formale di quello che è questa porcata che hanno fatto di notte i deputati regionali siciliani, non possiamo non dire che loro hanno agito secondo legge, ma c'è un aspetto che è sostanziale in un momento in cui le famiglie sono in ginocchio. Il fatto che spunti questo adeguamento da 10.700 euro l'anno per ciascun deputato regionale, consentitemi, è una vergogna, perché in questo momento le famiglie non sanno come pagare le bollette della luce, la politica deve dare anche dei segnali nel momento in cui è giusto dare i segnali. Io l'ho capito, Mario, quello che dici tu, però è anche vero che c'è un segnale, bisogna darlo, è un segnale. Sull'energetico i parlamentari lavorano poco per non consumare energia. Anche questo non è male. Cioè, abbiamo visto insomma quello che è successo, insomma, il voto segreto, detto tu, Antonio, scusa, secondo me su questa cosa oggettivamente è percepita molto male, no? Russo è un magistrato, è una persona, diciamo, tutta d'un pezzo, come la percepisce questa cosa? Dice che me ne frega, no. No, me ne frega e come. Io penso che l'aumento dei sindaci sia più che legittimo. Esatto, benissimo. Su cui siamo tutti d'accordo. Questo è il punto. E siamo tutti d'accordo. Anche perché il termine di paragone erano i sindaci del resto d'Italia che avevano delle indennità inferiori. Su quello dei deputati regionali. L'aumento dei parlamentari c'era una ragione di opportunità che avrebbe dovuto essere valutata, visto che bisogna dare l'esempio. Dice, come cambiano le cose? Anche con l'esempio. Quello che voglio dire, stiamo tornando all'inizio della trasmissione, no? Cioè l'esempio, riportiamo a terra questa buona politica. Il primo atto da fare era rinunciare a queste indennità. Mi permetto di riagganciarmi a quello che stavo dicendo. Una situazione del genere spinge molte persone a disinteressarsi della politica. Cioè, tanto comandano loro, loro se la suonano, loro se la cantano. E la prossima volta non vanno a votare, la prossima volta a votare c'è il 40% e noi lasceremo sempre in mano a quel 21% le sorti della collettività, e questo è il problema più grande che dobbiamo affrontare. Perché? Perché la verità è che chi va a votare e vota per questo sistema è contento di starci, al di là delle parole, per chi vive dello scambio del familistico. Le raccomandazioni e la clientela sono ancora oggi il cancro della nostra società politica. Lo vogliamo capire o no? Da lì bisognerebbe perché fino a quando non c'è un'emancipazione da parte del cittadino capace di rivendicare i propri diritti, ma consapevoli dei propri doveri,
noi non ne usciamo fuori, noi ci rivedremo tra 30 anni, non ci saremo più noi, ci saranno i nostri figli a discutere le stesse cose, con la differenza che già l'Italia se ne sarà andata direttamente in Europa, la parte dal centro in su, e il meridione scivolerà sempre più giù e non so dove andrà a finire. Questo è il tema, perché anche questo fa parte della questione meridionale, perché se poi i cittadini non prendono coscienza di tante cose, altrove maturano le idee dell'autonomia differenziata, eccetera, eccetera. Professore, ma lei che c'ha, allora, il professore Andò insegna anche, no, nella scuola di formazione politica, no, professore? Lei ha, insomma, incontra tanti ragazzi, insomma, qual è l'approccio? Ma i ragazzi, che sai, ce ne sono tanti che sognano una politica che non c'è. E naturalmente vogliono trovare dei punti di riferimento, la cosa più difficile, cercano maestri, non avendo più a disposizione eroi, perché la storia della Repubblica era anche una storia di eroi, non ce ne sono più, cercano dei maestri e da questo punto di vista c'è una grande disponibilità, ma a ragazzi che hanno questo sogno, tu non puoi dire da chi ti fai reclutare, perché reagisci, chi sarà il tuo padrone, chi ti conviene dal tuo punto di vista, delle tue aspettative di vita rispetto al quale fai da supporter, eccetera, eccetera. In una società in cui il voto di scambio, diciamo la verità, è un fenomeno di massa, in due modi, no? Perché c'è il voto di scambio minuto e poi c'è il voto di scambio politico. Basta andare a vedere i risultati delle ultime elezioni per capire come in alcune aree sociali il voto di scambio di massa abbia inciso molto sul risultato elettorale. E in una situazione di questo tipo è francamente difficile trovare le motivazioni che riportino le persone a quella che una volta definivamo la partecipazione fondamentale. Nessuno partecipa gratis, questo è il problema. Tutti vogliono il biglietto comprato, però da un'altra. Pubblicità e poi torniamo per i saluti. Rientriamo in diretta, anche fuori onda diventa interessante per ragionare, insomma, sui temi di oggi, che appunto sono quelli legati al consenso, alla politica, insomma, alla moralizzazione. Professore, parliamo con gli estratti. Professore è andato ormai al ragionamento libero. Diciamo. Professore, prego, condividiamo il ragionamento, diciamo. No, lo dico, abbiamo metà della popolazione che non vota perché si ritiene offesa dalle forme di partecipazione negata e c'è un'altra metà che vota sulla quale bisogna capire quali sono le motivazioni di fondo, no? È chiaro. Ed è su questo terreno che poi nascono i serbatoi elettorali. Diciamo la verità, nel momento in cui noi valutiamo alcune candidature, ho visto anche i nomi e quant'altro, sappiamo che dietro ogni candidatura c'è un serbatoio elettorale. E un serbatoio elettorale che cos'è? Di chi è? Come viene tenuto in vita? Bravo. Come viene tenuto in vita. Spesso noi scopriamo poi, come dire, la struttura interna di questi serbatoi elettorali quando succede qualche incidente. Però quando c'è qualche indagine penale. L'incidente è un'indagine, no? Esatto. Come? L'incidente è un'indagine penale. Sì, vabbè. Ho un'inchiesta giornalistica ben fatta, riconosciamolo ogni tanto alla professione. No, scusate, volevo dire una cosa. Prego, Pipito. Sulla questione degli stipendi, no? Senza, diciamo, fare populismo da chi lo volevo solo ricordare una cosa fondamentale. I consiglieri regionali in Sicilia, che come sapete tutti siano deputati, guadagnano esattamente il doppio di qualsiasi altro consigliere regionale di qualsiasi altra regione d'Italia. Quindi a questo già dopo, perché guadagnano il doppio? Perché evidentemente il loro lavoro è molto più difficile, no? I dati economici della Sicilia lo dimostrano. Quindi, un bilancio florido, un turismo che funziona benissimo, i trasporti locali su gomma e ferroviari per tutti perfetti, cioè voglio dire, questo è un elemento da non sottovalutare. Mi ricollego a quello che diceva Barresi, no? Però se uno è competente, io penso che qui siamo oltre ogni limite di dignità, perché i dati economici della regione siciliana sono sotto gli occhi di tutti, è una delle regioni più povere del paese,
se non prende il treno del PNRR non so dove finisce. Tra l'altro, scusami Giuseppe, vengo al tuo ragionamento, diciamo, questo adeguamento è un adeguamento al costo della vita in una regione che tendenzialmente costa meno rispetto anche alle altre regioni d'Italia. Esatto, un consigliere regionale della regione Lombardia guadagna circa 5.000 euro al mese, la regione Sicilia guadagna 11.100, ora saranno 12.000 lordi, no, con questo aumento, quindi è incredibile. Tra l'altro mi risulta ulteriormente incredibile che una regione... Il dottore Russo dice da 30 anni poi discutiamo sempre le stesse cose, è vero, però non è colpa di nessuno che da 30 anni è sempre la stessa. Cioè, voglio dire, ogni anno nei giudizi di Parifica alla regione siciliana c'è il debito miliardario, che i crediti da circa almeno per gli ultimi 10 anni, che ogni anno a settembre-ottobre, quando è, diciamo, le notizie di stampa sono sempre quelle lì. Mi ha particolarmente incuriosito, non tanto l'aumento, possiamo dire che è un aumento. Le persone sacrificano. Professore, dobbiamo parlarci una volta, se no non si capisce. Prego Giuseppe, finisci. L'aumento è, tra virgolette, ciclico, cioè prima del decreto Monti era già avvenuto in passato 3 volte che aumentassero le paghe. Mi ha molto incuriosito, semmai, che per questo aumento sono passati 3-4 giorni di tempo con una regione che essenzialmente è andata per il primo mese del 2023, se non sbaglio, non aveva il bilancio approvato, cioè, era in esercizio provvisorio. Dice vabbè, ci sono state le elezioni, ok, però hanno votato di notte per confermarsi questo aumento, quindi mi sembra la solita storia per cui mentre noi discutiamo del sesso degli angeli, fuori c'è già il non so dove si arriverà così, no? Ora, la mia domanda è sempre questa e la rivolgo a tutti. C'è bisogno, per sottolineare queste cose, di Giuseppe Pipitone che vive a Milano e guarda la Sicilia da Milano? C'è bisogno di chi ci guarda da fuori sempre e farci in qualche modo giudicare anche in questi aspetti? Cioè, questa è la mia domanda. Non riusciamo, e forse è il ritorno qui alle parole iniziali del Vescovo, perché noi cittadini siciliani non riusciamo ad essere artefici delle nostre scelte? Ce le dobbiamo sempre far imporre, ce le dobbiamo sempre far suggerire in qualche modo. Questa domanda che faccio a tutti e poi chiudiamo. Professoressa Nicola. Qui la questione è molto semplice. Io penso che in questa nostra chiacchierata abbiamo dimenticato di parlare dell'attività degli enti più vicini ai cittadini, che sono i sindaci, che sono i consigli comunali, che sono le piccole giunte. Quello secondo me è il grande tema. Rispetto a questi politici che comunque investono il loro tempo e la loro attività per migliorare la vita dei cittadini, per sistemare la buca della strada, per risolvere il problema della differenziata, per il verde pubblico. Questo è il grande tema. Vi è un sistema che, come dire, aiuta chi poi alla fine sta sul territorio, è più prossimo ai cittadini, perché dobbiamo distinguere. I politici non sono tutti uguali. Noi abbiamo la categoria del politico regionale e nazionale, che praticamente sono più o meno equiparati, almeno in Sicilia, e poi chi fa la politica tutti i giorni sul territorio. Poi tra l'altro su questo tema sul territorio. Aggiungo una cosa. L'altro giorno parlando con il nuovo presidente dell'ANCI Sicilia, che è un sindaco, il sindaco di un comune molto piccolo, ex sindaco di Canicattini Bagni, discutevamo sull'aumento dello stipendio dei sindaci. È emersa una cosa che molti, probabilmente i nostri telespettatori, non sanno: il sindaco con i suoi emolumenti si paga anche la previdenza, cioè diciamo, quello che percepisce un sindaco, che è già uno stipendio molto basso, si paga anche, diciamo, la previdenza e gli oneri assistenziali, cioè tutto quello, diciamo, che nelle altre buste paga dorate, chiamiamolo così, questa è la grande contraddizione della politica, dentro la politica. Questo è il grande tema che secondo me non è stato affrontato in maniera... Una grande contraddizione e un'indagine su questo terreno ci darebbe delle risultanze interessanti, è che noi rispetto a un tempo, a una vecchia politica, troviamo delle segreterie politiche personali dove lavora un sacco di gente e le sedi dei partiti dove spesso non c'è assolutamente nessuno perché non hanno i mezzi per poter svolgere l'attività. E allora c'è una contraddizione palese, perché questo meccanismo perverso viene alimentato da quelli che sono interessati a che in un certo senso la loro opera di privatizzazione, di gestione dell'azienda politica non abbia a subire turbative. Questa è la verità.
Mario, Ministro, permetto di aggiungere che non esistono più, i partiti hanno un ruolo secondario di aggregatore, di rappresentanza legale per presentare le liste, ma gli apparati e le sedi sono direttamente collegate alle singole persone che poi si spostano. Esattamente quello che sta dicendo Antonio, continuo a dirlo, diciamo, da un po', c'è questa politica personalistica in qualche modo. Politica dei clan. Così per sintetizzare. Per sintetizzare. Mario, e poi a chiudere Russo, Ma Pipirone. c'è chi si batte perché le cose non possono cambiare, perché viene meno la loro funzione di gestori di un'azienda elettorale. Proprio una gestione di un'azienda elettorale. Allora, andiamo a chiudere, Mario. Io proprio un minuto per tutti. Un messaggio almeno di ottimismo ce lo dobbiamo concedere anche in prospettiva di questa campagna elettorale. Serve. Dopo tutto quello che abbiamo detto, serve. C'è una classe di ragazzi, Giuseppe diceva quelli che rimangono, che non è detto che sono i peggiori per il fatto che siano rimasti. Che adesso hanno degli strumenti che magari le generazioni precedenti non avevano. Il web, la tecnologia, i social, se usati bene, sono degli strumenti per farsi un'idea, per avere una cassetta degli attrezzi per poter scegliere. Noi non ce l'avevamo, molto spesso la nostra generazione votava perché mio padre mi diceva che era democristiano, comunista, socialista. Come la squadra di calcio, no? E poi all'università, normalmente, era quella la grande palestra. All'università ti facevi una tua idea personale. Adesso ci sono degli strumenti che, se non usiamo i social per il cazzeggio, se non usiamo Instagram per sbirciare le cosce di Diretta Derotta, ma utilizziamo la tecnologia, anche i social, per farci un'idea, una campagna elettorale, anche guardando una fotografia, cioè lombrosianamente, se c'è il candidato, non facciamo mai nomi, se c'è il candidato Ciliberti che si fa una foto a una sua convention, anche vedere la foto su Instagram, la gente che lo circonda, alcune volte aiuta. Quindi ragazzi, utilizzate gli strumenti al meglio e magari aiutateci. Guarda che se faccio la convention lo vedono te nella foto. Aiutate anche noi più attempati a usarli meglio. Una proposta da fare le foto, no? Cioè, siccome non è un concorso da Miss Italia, perché vedo che c'erano tutta una serie di facili che si candidano come se si trattasse di un qualunque concorso. Beh, quello sì. Allora, devo chiudere. Siamo ai saluti. Giuseppe, grazie. Giuseppe Pipitone, grazie per aver partecipato con noi. Grazie alla prossima. Grazie Antonio Condorelli. Grazie Antonio, grazie anche a te. Russo. Una battuta finale. I temi che abbiamo trattato sono complessi e non dalle facili soluzioni. E interpellano un po' la nostra coscienza e la nostra indole di siciliani, che sempre più spinta verso l'individualismo piuttosto che verso l'attenzione per il bene pubblico e l'interesse collettivo. Affidiamoci un po' ai giovani, alle nuove generazioni, capaci un po' di invertire questa nostra indole attraverso la partecipazione, la condivisione e l'amore verso il bene pubblico, che mi pare la cosa fondamentale che manca in questa terra. Condivido e sottoscrivo. Russo non si taglia la barba per i prossimi 10 anni, se no manda in crisi le redazioni. Poi. Attenzione, perché ora stiamo... Le piacciono, sembra un santone, mi hanno detto. No, va bene così, dico, non la cambi, perché sennò poi mette in crisi l'archivio fotografico. Non la cambio, va non bene, la cambio, ormai sono vecchio. Grazie, professore. Grazie. Mi doveva chiedere qualcosa, no? No, mi doveva chiedere lei, condividevo le osservazioni che faceva Baresi. Sarebbe interessante che dietro ogni candidatura potessimo per esempio sapere quali sono le istituzioni, le associazioni, vedere chi c'è dietro, i movimenti della società civile che la sostengono. Abbiamo finito anche per oggi, grazie per averci seguito. Non tutte sono visibili, non finisce mai. Non finisce mai, ognuno va. Vabbè, grazie per averci seguito ai telespettatori di Telecolor, appuntamento ovviamente rinnovato sempre qui su Telecolor domenica prossima, sempre alle 20:45. Grazie e buonanotte a tutti.